già dallo scoppio della guerra nel 39-40 aveva accolto molti ebrei dell'Europa centrale. Perché? Perché la Jugoslavia era sempre stata tollerante nei confronti delle nazionalità e quindi in particolare anche degli ebrei. Quando arrivano i tedeschi tutti cominciano a fuggire e si concentrano a Lubiana, in Slovenia, che era un protettorato italiano, però anche lì il governo, comunque l'amministrazione non era poi come si deve, per gli ebrei naturalmente, e quindi cominciano ad affluire in Italia attraverso Trieste. Molti vengono accolti in comuni in Veneto, in Lombardia e anche in parte in Emilia, e vengono dislocati a gruppi di 2-3 famiglie in singoli paesi, 21 per la precisione per quanto riguarda il Polesine, partendo da Castelmassa fino a Taglio di Po. A Papozze arrivano 2 famiglie, la famiglia Kopp, austriaca, Theodor, nato a Graz, con la moglie Rosi, che era nata a Vienna. È un tipografo. Sono due marito e moglie abbastanza simpatici, frequentano la vita del paese. È vero che devono sottostare alle limitazioni di polizia imposte dal regime di allora e quindi alla sera dovevano ritornare, però la loro vita a Papozze è una vita molto tranquilla. Frequentano l'osteria, vanno al mare, vanno sulle spiagge del Po d'estate e quindi stringono amicizia un po' con tutti i paesani, con tutta la gente di Papozze. Va bene? Ecco. Quindi la loro vita è una vita tranquilla. Per di più, il 21 luglio del 1943 nasce un bambino, Theodor, e quindi la loro vita ha questi momenti belli. L'altra famiglia invece sono i Moscovic. Felix, che ha 63 anni, è serbo, passa anche lui da Lubiana e arriva a Papozze, è malato probabilmente di polmoni. Difatti i testimoni, comunque Gentile Modonesi, qualcuno che ricorda, dicono che lo si sentiva spesso tossire. Malato anche era il figlio Julius di 18 anni, che suonava il violoncello. Naturalmente la vita era abbastanza difficile per loro e Julius a un certo punto deve vendere il violoncello perché non ce la faceva per acquistare il cibo, eccetera eccetera, no? La figlia Vera Oviera, 22 anni, anche lei è accolta nella compagnia della Giovanna Paola Manzolli, quindi con cui era coetanea, e la domenica pure lei frequentava le ragazze di Papozze. Però la malattia del fratello e del padre faceva sì che fossero molto più riservati. Le cose vanno via abbastanza bene fino all'8 dicembre del 43, quando una circolare del ministro degli interni della Repubblica Sociale Buffarini Guidi decreta che tutti gli ebrei sono nemici del popolo italiano, devono essere portati in campo di concentramento. Ma già dall'8 settembre gli ebrei erano sul chi va là, in sostanza, no? Perché sapevano che le cose stavano cambiando. E allora avviene un fatto prodigioso, stupefacente, quasi miracoloso, diremmo adesso, e cioè il podestà di Papozze, che allora, questo era il nome, era il sindaco in sostanza, fornisce un certo numero, un congruo numero di carte di identità in bianco del comune, con tanto di timbro secco, agli ebrei. Dovrebbe essere, secondo i calcoli che noi abbiamo fatto, che si fanno, le carte di identità dovrebbero essere state circa 25-30, qualcuno parla di 35. Ecco. In base a questa opera meritoria del podestà Vivanti, 25 ebrei sicuramente, 2 di Papozze, i Kopp, quelli di Rovigo e quelli di Lendinara, anche per intervento dell'abbazia del Pilastrello del tempo,
riescono a salvarsi, vanno verso Roma e poi Napoli, e qualcuno dice poi che anche una decina che erano a Castelguglielmo si siano salvati grazie a questo intervento del Podestà più ampio. Va bene? Quindi noi dobbiamo ricordare questa persona e vorremmo che in qualche modo che la sua memoria restasse tra di noi qui a Papozzi. Un'altra persona che dobbiamo menzionare è Don Giovanni De Stefani, il parroco di Panarella. Allora era parroco a Canaro e erano ricoverati lì, erano a domicilio coatto, un marito e moglie, venivano da Praga, un avvocato, due persone distinte, che a un certo punto, quando scatta l'ordine dell'arresto, ecco, si rivolgono prima al farmacista, dottor Ferrante Ferrer, perché chiedono il veleno per morire in sostanza. Poi naturalmente le cose cambiano, costoro erano in confidenza col parroco che sapeva, che seppe che c'erano, che li aiutò anche in collaborazione con il farmacista, e rimasero nascosti come Anna Frank, allo stesso modo, in una soffitta dai primi di dicembre del 1943 al 26 aprile del 1945. Ecco, sono esempi che dobbiamo tenere presente e che ci dovrebbero insegnare che si può vivere in pace e in fratellanza fra di noi.